appeso mai nel giudizio. Si comincia con un video di Pierpaolo Pasolini, coscienza critica dell'Italia anni 70, alla cui memoria da 30 anni è legato il primo spazio culturale sorto ad Agrigento. Era il 9 dicembre dell'81 quando un gruppo di intellettuali, con in testa Franco La Rocca, diede vita al centro culturale Pierpaolo Pasolini. 30 anni sono passati da quel giorno. Ieri la celebrazione dell'evento, a cui in tanti tra uomini di cultura di spessore nazionale, politici, non hanno voluto mancare, a cominciare da Mario Dondero, leggenda della fotografia italiana, autore di molti scatti di Pasolini raccolti in una mostra. Pasolini era, potrei dire, un gentiluomo, è una persona di grande valore etico, di grandissima correttezza, con un altruismo molto grande e un amore del suo paese molto forte. Presente anche il vignettista Sergio Staino, papà di Bobbo, che nell'87 partecipò, ospite del Pasolini, ad un convegno su satira e politica. Immancabile la domanda su come Bobbo oggi vede il nostro paese. Lo vede con gli occhi della maturità. Ho fatto una vignetta, a mio avviso, che rappresentava molto il clima che c'è nella mia casa e i sentimenti che mi attraversano. È una scena in cui la piccola Ilaria torna a casa arrabbiatissima contro il governo Monti e dice sono stata con gli indignati a fare una forte manifestazione contro il governo Monti. E Bobo dice brava. Io purtroppo ho l'età per cui mi tocca appoggiarlo. 30 anni di cultura come il tema conduttore della serata celebrativa, uno spazio culturale che ha fatto e cambiato la storia di Agrigento. Un atto di buona volontà, si è tentato di supplire alle carenze istituzionali riguardo alla cultura. In questi 30 anni il Pasolini è stato una specie di faro in un ridotto, una specie di riserva, dove diciamo, la fiaccola della cultura è rimasta accesa, nonostante un contesto che spesso era ostile non tanto al Pasolini quanto alla cultura. Diciamo. È stato un fatto di straordinaria amministrazione, è stato un fatto importante, è stato un centro che ha attratto in sé un aspetto culturale straordinario. A fare gli onori di casa il presidente del Pasolini, Maurizio Masone, che ha raccolto con passione e successo la pesante eredità di Franco La Rocca. È stato quello che non solo ad Agrigento ci ha portato un modo di intendere e di pensare la cultura in maniera diversa. Lui era un palermitano, veniva dal mondo cattolico, però aveva un'esperienza a sinistra. Quel mix ha dato non solo un impulso alle istituzioni pubbliche per creare quello che poi è diventata una rete bibliotecaria di grande importanza, poi anche per noi che è stato un modo per dare slancio a un'iniziativa culturale come quella del Pasolini.